Lei è stato ad Agordo questa mattina, la situazione com'è? La situazione di 28.000 ettari di bosco a terra su 100.000 interessati è una situazione drammatica di circa 14 milioni di piante a terra che dovremmo spostare e valorizzare. Non sarà facile perché poi rappresentano un problema al dissesto idrogeologico piuttosto che di natura fitosanitaria, visto e considerato che poi questi alberi al suolo comunque danno il diffondersi di malattie e questo è un altro dei grandi problemi che abbiamo. Lei ha detto non abbiamo forza lavoro sufficiente. Ma no, stiamo parlando di circa 10 milioni di metri cubi, se vogliamo fare un lavoro importante e veloce dobbiamo ovviamente avvalerci non solo della manodopera locale ma anche di quella a livello nazionale piuttosto che straniera e noi vogliamo ripulire per bene i nostri sentieri e le nostre montagne perché altrimenti le montagne non sono più visitabili. Nel frattempo è stata inaugurata questa variante di Agordo, un'opera molto importante. Secondo stralcio, 1 chilometro di dimensione, dopo i 3,5 km che sono costati 28 milioni e 800 mila euro, questo chilometro che ci viene a costare più o meno 8 milioni e 8 ed è un completamento di un itinerario che avevamo previsto, quindi pensare che ad Agordo si sia completata la bretella, ovviamente si potrebbe fare un terzo stralcio, ma comunque questa è già una bretella funzionale. Quindi sì, grandi opere. Sì, grandi opere, ma l'abbiamo sempre detto, insomma siamo quelli del Pedemontana, della TAV, della Valdastico Nord, insomma di tutte queste opere.